Oltre 700 unità operative in provincia di Belluno, 27.000 in Veneto, più di 210.000 in Italia. Una pattuglia di agenti di commercio e agenti finanziari importante che muove un'economia e che in questo periodo si trova a un bivio. Prendere o lasciare la professione di una vita condotta in strada, per ufficio o l'automobile, i cui costi a fronte del caro carburante sono diventati insostenibili. È una questione di sopravvivenza, un aumento del 50% dei costi energetici, e del gasolio in questa fattispecie, incidono sulla redditività del singolo agente che non può cambiare il suo contratto e che deve subire ovviamente scelte altrui. Con una lettera inviata al governo, i sindacati degli agenti di commercio unitariamente denunciano una situazione oramai strutturale. I continui aumenti di benzina e gasolio stanno incidendo in modo significativo sui costi del lavoro. È difficile perché insomma non è facile per chi fa 40, 50, 60 mila chilometri all'anno stabilire un parametro per cui star dentro nei costi. Negli ultimi mesi il governo è intervenuto con misure temporanee come la riduzione delle accise, giudicate positive ma insufficienti a compensare i rincari sul lungo periodo. Allo stesso tempo altri comparti hanno beneficiato di strumenti più incisivi, agevolazioni e credito d'imposta. La categoria finora esclusa da analoghi strumenti di sostegno oggi alza la voce. Abbiamo chiesto al governo ovviamente e anche al Presidente della Repubblica di intervenire al pari di altre categorie che operano sulla strada come noi, di intervenire con un credito d'imposta che possa agevolare questa difficoltà che spero sia temporanea. Il credito d'imposta altro non è che un beneficio sulla tassazione e la proposta perciò è chiara: introdurre un credito d'imposta di almeno il 20% sulle spese per il carburante, con procedure di accesso semplici e già sperimentate in altri settori. Secondo i promotori dell'iniziativa, si tratta di una misura necessaria per ristabilire equità tra categorie economiche e garantire la sostenibilità di una professione fondamentale per il sistema distributivo del Paese. Se pensa che il 70% del PIL, prodotto interno lordo, è generato dal lavoro degli agenti di commercio, se si fermano loro al pari gli autotrasportatori, noi non mangiamo più, la GDO, la grande distribuzione organizzata, non riceve più gli ordini e quindi non riesce ad andare avanti. Quindi c'è tutto un sistema ovviamente per cui chiediamo moltissima attenzione.